È stato il sogno infranto degli italiani, una nazionale che ha fatto innamorare un paese intero, anche quei tifosi un po' blandi, anche chi non amava particolarmente il calcio, durante Italia 90 si è seduto a casa, nei bar, nei ritrovi, ovunque, per seguire le partite, quelle notti magiche di Italia 90 che purtroppo non ci portarono alla vittoria di un mondiale che francamente l'Italia avrebbe meritato. E lo sapete che vi dico, forse più di quelli del 94 in cui gli azzurri arrivarono sino alla finale. A Italia 90 la nazionale si è fermata in semifinale, ma è una nazionale più amata di quella del 94 che è arrivata ad un rigore o due rigori, diciamo così, dalla vittoria finale. Buongiorno a tutti, bentornati allo scrigno del calcio e alla storia dei mondiali. Ci siamo arrivati a Italia 90, francamente non potevo non cominciare da italiano parlando di quella bellissima nazionale di Azeglio Vicini, rinfrescata già da Euro 88, in cui furono promossi oltre al commissario tecnico anche tanti ragazzi dell'Under 21, tanti giovanotti dell'epoca ovviamente, da Paolo Maldini a Gianluca Vialli, che già faceva parte comunque del giro della nazionale, Giuseppe Giannini, tanti giocatori che erano partiti insieme dalle giovanili, dalle nazionali giovanili, e arrivarono ad un passo dalla finale dei mondiali. Italia 90 viene affidata la 14ª edizione dei mondiali all'Italia, ufficializzata nel 1984. Ci fu la grande restaurazione di gran parte degli impianti sportivi degli stadi italiani, e purtroppo dopo 36 anni tanti di quegli stadi, primo fra tutti lo stadio della mia città, lo stadio olimpico di Roma, è uguale praticamente a Italia 90. Il massimo che sono riusciti a fare è stato cambiare i seggiolini dello stadio, i maxi schermi e forse le porte, ma insomma siamo a quei livelli lì. Si gioca dall'8 giugno all'8 luglio, quindi mese esatto del 1990. Purtroppo il sogno dell'Italia sbatterà su Goicoechea, portierone dell'Argentina, ma lo vedremo più tardi, anche se in realtà ovviamente la storia la conosciamo tutti. Sono ancora 24 le nazionali che partecipano, 3 esordienti sono il Costa Rica, l'Eire o Repubblica d'Irlanda e gli Emirati Arabi, e pensate che due delle grandi rivelazioni sono proprio Costa Rica e Eire, che superano a sorpresa il girone di qualificazione ed escono poi il Costa Rica agli ottavi di finale, l'Eire addirittura ai quarti, eliminato proprio dall'Italia allo stadio olimpico. Ci fu poi tutta questa polemica un po' romanzata anche sul fatto che l'Italia avesse giocato tutte le partite allo stadio olimpico sino alla semifinale contro l'Argentina, giocata poi al San Paolo di Napoli. È vero, però era stato stabilito così. Cioè il tabellone delle partite prevedeva che la semifinale di quella parte lì del tabellone si giocasse allo stadio San Paolo, l'altra al Delle Alpi di Torino. È così. Se poi è capitata l'Argentina con parte dello stadio che preferiva l'Argentina di Maradona, che era l'idolo della città, che poi io non so neanche fare la proporzione di quanto sia stato così, ma tant'è. Non credo che l'Italia sia uscita perché la partita si è giocata a Napoli, però ci arriveremo fra poco. Delude moltissimo l'Olanda, che era la grande favorita di inizio mondiale, insieme proprio all'Italia, insieme all'Argentina, insieme alla Germania, e grande, devo dire che grande considerazione ce l'aveva anche la Jugoslavia, che però aveva delle problematiche interne che purtroppo poi sfoceranno con la guerra civile, chiamiamola così, del 1992, e grande considerazione c'è anche l'Unione Sovietica, che era arrivata sino alla finale degli europei di 2 anni prima. Curioso anche questo fatto che due possibili rivelazioni, chiamiamole così, di Italia 90 stavano per sfaldarsi come paesi, come popoli e poi anche come nazionali di calcio, come l'ex Jugoslavia e l'ex Unione Sovietica, che tra l'altro questa disgregazione
dei due paesi porterà poi anche all'allargamento sia dei mondiali che degli europei, perché nasceranno molte più nazioni, quindi molte più nazionali. Delude moltissimo l'Olanda, che dopo aver passato un po' faticosamente il girone chiamiamolo il girone dei pareggi, che si giocò sulle isole, in Sardegna e in Sicilia, a Palermo e a Cagliari e a Palermo, con Egitto, Inghilterra e Eire, finirono quasi tutte in pareggio le partite. L'Olanda si qualificò e poi venne eliminata agli ottavi di finale dalla Germania a San Siro. Curioso che si sia giocato proprio a San Siro questa sorta di derby tra Inter e Milan, Germania-Olanda. La Germania aveva i tedeschi dell'Inter, Breme, Matteus e Klinsmann, l'Olanda aveva gli olandesi del Milan, Gullit, Rijkaard e Van Basten, e diciamo che i tifosi del Milan tifavano per l'Olanda, i tifosi della Germania tifavano, i tifosi dell'Inter tifavano per la Germania. Ci sta, tutto normale. Vinse l'Inter, diciamo così, vinse la Germania 2-1 contro l'Olanda, che i campioni d'Europa in carica finirono fuori immediatamente agli ottavi di finale. Spicca una grande assente, che è la Francia, che sarà assente anche nel 1994. E poi ci sono le grandi rivelazioni. Una è il Camerun, che fa secca l'Argentina già alla prima partita proprio a San Siro, tra l'altro una delle più belle cerimonie d'esordio. Vi faccio vedere anche quel Camerun-Argentina, eccolo qui, l'esordio, la prima partita dei mondiali. E anche se la squadra più solida resta l'Italia praticamente fino alla semifinale. L'esplosione di Totò Schillaci un po' per caso, un po' dopo le difficoltà di Gianluca Vialli, il rigore fallito, Schillaci diventa decisivo un po' in tutte le partite. Il Camerun arriverà fino ai quarti di finale, quando verrà eliminato dall'Inghilterra in una partita abbastanza rocambolesca, dopo aver eliminato agli ottavi anche la Colombia, che era un'altra possibile rivelazione. Quella generazione d'oro della Colombia tra la fine degli anni 80 e la metà degli anni 90 non raccolse praticamente niente, nonostante grande talento. C'è la sorpresa, come vi ho detto, del Costa Rica, che poi verrà eliminato agli ottavi di finale dalla Cecoslovacchia, squadra molto solida, che avrà nel suo in Thomas Scuravi, giocatore migliore, che poi passerà al Genoa proprio in estate, segnerà tanto anche nel Genoa, sarà vice capocannoniere dei mondiali con 5 gol, e capocannoniere, come saprete tutti, è Totò Schillaci con 6 reti, un'altra volta il cannoniere principe con 6 reti ai mondiali. Le semifinali finiscono entrambe ai calci di rigore. Italia-Argentina al San Paolo di Napoli, purtroppo la conosciamo bene, con gli errori di Donadoni e di Aldo Serena, e l'errore di Walter Zenga sul gol del pareggio di Caniggia. E a Torino Germania-Inghilterra vince la Germania ai calci di rigore, decisivo l'errore di Stuart Pearce dell'Inghilterra, che verrà poi criticatissimo e si prenderà la rivincita nel 96, segnando uno dei calci di rigore contro la Spagna ai quarti di finale. La finale per il terzo e quarto posto, sempre un pochino triste, però permette a Schillaci di vincere la classifica marcatori grazie al rigore che gli lascia Roberto Baggio proprio per vincere la classifica marcatori. L'Italia arriva terza. La Germania arriva prima, battendo a Roma l'Argentina 1-0, una delle finali più brutte, devo dire, della storia del campionato del mondo, decisa da un calcio di rigore onestamente pure abbastanza dubbio, firmato da Andy Breme, che non si sapeva mai se calciasse di destro o di sinistro, calciò di destro, e la Germania vinse il titolo 1-0, gol decisivo di Breme all'84esimo. Chi non si era addormentato fu risvegliato, o chi si era addormentato fu risvegliato dal fischio del calcio di rigore. Questo è il calcio di rigore decisivo di Breme, e questi sono i tedeschi che alzano la Coppa del Mondo. Tra l'altro l'Italia, dopo il Messico, diventa la seconda nazione ad ospitare per 2 volte il campionato del mondo. Purtroppo quell'Italia si è infranta, il sogno di quell'Italia si è infranto contro Goicoechea, portiere dell'Argentina, che ci fece piangere, o vi fece piangere, perché io, per mia fortuna, in realtà non so se sia stata una fortuna, perché
quella spedizione lì, quel mondiale lì coinvolse veramente tutti gli italiani. Mi dispiace non aver partecipato attivamente. Fu lì che un po' mi scattò la passione per il calcio, perché vidi comunque anche i miei parenti e amici di famiglia attorno alle partite, attorno alla nazionale, e pensai forse questo pallone qualcosa di interessante da dire, da regalare ce l'ha. Cominciamo a seguire e iniziai poi dalle prime giornate, dall'autunno successivo, a seguire il campionato di Serie A. Ai mondiali, ahimè, non c'era la Scozia con questa maglietta qui, questa è la maglietta della Scozia di Italia 90. La Scozia ovviamente finì la sua spedizione al primo turno. La Scozia, ci farò un video una volta, lo volevo fare prima di questi mondiali, non me lo volevo bruciare se la Scozia avesse passato il primo turno. Ovviamente ci è riuscita manco stavolta, quindi aggiungerò anche il 2026 all'incredibile record della Scozia, che tra mondiali ed europei non ha mai superato il primo turno. Sa Dio perché. Ci vediamo la prossima settimana con USA 94 e domani con un altro video.